Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Oggi sapremo se il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla. Da Roma sono arrivate rassicurazioni in tal senso, ma resta il nuovo dato sull'RT salito sopra l'1. C'è attesa anche per il nuovo DPCM che dovrebbe arrivare entro il 15 febbraio. Oggi si decidono i colori delle regioni. Nonostante le rassicurazioni informali arrivate a Trieste dalla cabina di regia romana, che ci darebbero in zona gialla, c'è comunque qualche preoccupazione in Friuli Venezia Giulia. L'RT, infatti, che la scorsa settimana era 0,68, è schizzato a 1,03. A ciò si aggiunge il fatto che l'Europa ci ha nuovamente posizionato nella zona rossoscura, quella considerata ad alto rischio contagio. Anche per la Fondazione Gimbe la nostra regione resta nell'area maggiormente critica. La bozza dell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, quella che segnala l'RT nuovamente sopra ad 1, registra in miglioramento la maggior parte degli indicatori: l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive nelle aree mediche, i nuovi focolai, la percentuale di tamponi positivi sul totale dei test effettuati. C'è attesa non solo per l'assegnazione dei colori, ma anche per il nuovo DPCM che dovrebbe arrivare entro il 15 febbraio, quando scadranno tra l'altro il divieto di spostarsi tra regioni e quello per gli sport di contatto. In ballo ci sono anche l'avvio della stagione sciistica in montagna e la riapertura di piscine e palestre. I gestori degli impianti di risalita chiedono rassicurazioni che dal 15 febbraio, quando in zona gialla si potrà sciare come da indicazioni del CTS, termini il divieto di spostamento tra regioni. Il fatto è che non è da escludere la proroga delle misure stabilite dal governo fino alla scadenza naturale delle altre, previste dall'ultimo DPCM firmato da Giuseppe Conte, ovvero il 5 marzo. Questo anche in considerazione dell'attuale crisi di governo. Vincolare i trasferimenti dei lavoratori transfrontalieri è una palese discriminazione che danneggerà sia i diretti interessati sia le imprese. Siamo di fronte a uno schiaffo, l'ennesimo della Slovenia alle direttive UE. Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Friuli Venezia Giulia Sandra Savino, commentando l'entrata a vigore del decreto emanato dal governo sloveno che impone l'obbligo della presentazione di un test PCR o rapido negativo per i lavoratori in ingresso nel paese. Non si può essere europei a corrente alternata, aggiunge, traendo benefici e ignorando gli obblighi. Se le norme continentali non piacciono al governo di Lubiana, la strada non è aggirarle. L'Unione Europea non è un comitato di beneficenza, ma un organismo sovranazionale a partecipazione volontaria. Se la Slovenia non ci si sente a suo agio, ne tragga le conseguenze. Ha tenuto il via libera di maggioranza e opposizione al disegno di legge sviluppo impresa approvato nella notte dal Consiglio regionale. Per il sostegno all'economia della regione sono stati stanziati oltre 52 milioni di euro. Dopo 3 giorni di sedute d'aula è stato approvato nella notte all'unanimità il disegno di legge sviluppo impresa. 100 articoli pensate per dare una spinta all'economia della regione dopo la pandemia, intervenendo in più ambiti: nuovi strumenti finanziari, accesso al credito, commercio, turismo e sviluppo sostenibile. La dotazione finanziaria, rispetto a quella inizialmente prevista, è stata aumentata di quasi 1 milione di euro, arrivando a 52,3. È stata scritta una bella pagina per la politica del Friuli Venezia Giulia. Guardate, sviluppo impresa è una legge importante, complessa, una legge che vuol dare risposte soprattutto nel medio e lungo termine alle imprese della nostra regione. Vedere un'intera aula che approva all'unanimità una legge così importante, non può far altro che far piacere. Quello che devo dirvi è che la stessa è stata affinata, rafforzata, migliorata con il contributo di tutti, quindi un ringraziamento. Le finalità, insomma, permettere alle imprese del Friuli Venezia Giulia di guardare, io dico sempre, il futuro con un certo ottimismo. Noi stiamo attraversando la peggior crisi economica dal secondo dopoguerra, quello che noi in continuità con Rilancia Impresa, questo lo sottolineo sempre perché noi con Sviluppo Impresa non è che vogliamo abrogare ciò che di buono è stato fatto nella precedente legislatura dal mio predecessore Bozzonello, ma abbiamo voluto attualizzarla e rafforzarla. Sviluppo impresa regolamenta anche l'accesso al credito agevolato.
È un pilastro, se non il pilastro di sviluppo impresa. Quello che noi abbiamo voluto fare con la scrittura dell'articolato relativo all'accesso al credito della nostra regione è rendere davvero di nuovo competitivi i tanti strumenti che la regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione delle nostre imprese. Molto competitivi nel senso che in molte fattispecie il denaro avrà costo uguale a zero, e soprattutto quello che noi cercheremo di fare è di aiutare i giovani, le donne, le start-up innovative, insomma il mondo che produce oggi ma soprattutto vorrà produrre nel futuro. Le notizie di cronaca: incendio questa notte poco prima delle 3 all'Hotel Hilton in Piazza della Repubblica a Trieste. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate al primo piano e hanno interessato mobili e complementi d'arredo in un ambiente di uso comune, chiuso al pubblico e interessato da lavori. Tutta la palazzina è stata evacuata, nessuna conseguenza sanitaria per i 23 ospiti che si trovavano all'interno dell'hotel. Massima la collaborazione del personale dell'albergo ai vigili del fuoco, sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato delle volanti. Una persona è rimasta ustionata a seguito dell'accensione del caminetto di casa con un accelerante. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Upicina, nel comune di Trieste. Si tratta di un uomo di 72 anni che è rimasto ferito al viso e alle braccia, per fortuna in maniera non grave, con un ritorno di fiamme. È stato trasportato all'ospedale di Cattinara. A dare l'allarme la moglie che si trovava con lui in quel momento. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Upicina. Decesso a Udine in Val Saisera nel pomeriggio di ieri di un uomo di 71 anni che viveva da solo. A dare l'allarme ai vicini e ai parenti che non lo sentivano da tempo. Sul posto intervenuti sanitari, anche i vigili del fuoco che hanno aperto la porta chiusa dall'interno. L'uomo è morto per un malore, è stata disposta l'autopsia. Nella prima serata di ieri i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in un'abitazione di Azzano X, dove in uno scantinato una macchina asciugatrice si era incendiata per cause accidentali di natura elettrica. Nessuno è rimasto ferito. 75 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati nella giornata di mercoledì sul territorio regionale nella prima giornata di controlli straordinari del 2021, stazioni sicure. 16 gli scali ferroviari regionali interessati, circa 500 le persone controllate, di cui 3 indagate, un cittadino italiano a Udine per aver violato il DASPO e 2 cittadini rumeni a Pordenone che hanno infranto il divieto di ritorno in città. Diverse le sanzioni elevate per la violazione del regolamento di polizia ferroviaria che disciplina il comportamento degli utenti nel mondo del trasporto su rotaia. Incidente stradale ad Amaro, ieri pomeriggio, località Carni, all'altezza di Via Buia. Il conducente di una Peugeot, un uomo di 74 anni di Moggio Udinese, ha perso il controllo all'altezza del ponte sul Fella, è finito fuori strada senza coinvolgere altri veicoli ed è rimasto ferito. Incidente stradale anche a Trasaghis, dove si sono scontrati una Fiat condotta da un uomo del posto di 78 anni, rimasto ferito, trasportato all'ospedale di Tolmezzo, ed è una vettura Ford condotta da un uomo di Tolmezzo di 37 anni, anche lui rimasto ferito, trasportato al nosocomio del capoluogo carnico. Non sono gravi. Prosegue alla ZOIC, la ditta triestina eccellenza mondiale nell'ambito della paleontologia, il lavoro di ripulitura dei reperti e ricostruzione delle parti mancanti dello scheletro dell'enorme dinosauro Big John. Non appena possibile, queste spettacolari fasi saranno mostrate al pubblico anche dal vivo, ma intanto proseguono le riprese video per raccontare le novità che emergono dal lavoro dei paleontologi. Continua nel laboratorio della ZOIC, la ditta triestina eccellenza mondiale nell'ambito della paleontologia, il lavoro dei paleontologi sul reperto di Big John. In questi giorni si è terminata la preparazione del secondo femore ed è stata decisa la postura definitiva in cui sarà montato, che ricorda quella del toro di Wall Street. Si prosegue il lavoro di estrazione dei blocchi di gesso e ripulitura delle ossa proposto a step sul canale social di Big John. Con un cranio di oltre 2,5 metri di lunghezza e quasi 2 metri di larghezza, Big John si sta rivelando sicuramente come uno dei più grandi triceratopi mai rinvenuti al mondo. I resti di questo gigante della preistoria, scavato in un ranch del Montana negli Stati Uniti e recentemente acquisito dalla ZOIC allo Stato Grezzo, ancora avvolto nei blocchi di bende gessate che ne custodiscono le ossa, sono in fase di lavorazione attraverso un work in progress raccontato al pubblico da una serie di video proposti a cadenza regolare sui social. Mentre lo studio ha la possibilità di poter aprire su prenotazione le porte del nuovo showroom allestito appositamente per il montaggio e l'esposizione di Big John, gli esperti della ZOIC continuano a svelare passo
passo, là e le varie fasi di ricostruzione di questo bestione erbivoro, con le 3 corna e la testa corazzata, uno degli ultimi dinosauri a comparire prima della grande estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, circa 65-95 milioni di anni fa. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A voi la linea, alle 16:30 ritornerà in diretta il nostro telegiornale. Buona giornata.